Il secondo giorno di aprile nel Nuorese si è aperto con la neve che ha iniziato a scendere con diversa intensità nella notte, continuando nelle prime ore del mattino. Un risveglio sorprendente, sebbene previsto dal meteo nei giorni scorsi anche nel capoluogo, che dopo una spolverata notturna ha visto una fitta nevicata abbattersi a partire dalle 8 del mattino, per poi diminuire gradualmente di intensità fino a alternare neve e pioggia. In città non si registrano comunque particolari disagi per la circolazione, situazione sotto controllo anche a Lodine, Lanusei e Fogni, comuni in cui la neve è scesa più copiosa. Nel centro abitato di Fogni in particolare si sono depositati circa 5 cm di neve e i disagi alla viabilità sono lievi. Qualche criticità in più sulle arterie stradali della provincia, soprattutto sulla strada 131 DCN tra Orani e Nuoro e sulla strada statale 389 tra Mamoiada e Lanusei, dove al momento sono in azione 4 mezzi spartineve dell'ANAS. A questo proposito la polizia stradale di Nuoro, guidata dal comandante Leopoldo Testa, raccomanda, fino a cessata emergenza, di mettersi in viaggio con catene o pneumatici idonei, soprattutto sulla strada 389 e sulle provinciali che conducono a Fogni e a Lanusei e verso Campeda.